bene, io penso... Un cordiale saluto, gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto. Dunque, appena terminata la partita allo Stadio Friuli tra Udinese e Juventus, con la vittoria della Juventus per 3-0. Tra qualche istante sentiremo Enzo Cataruzzi, che era per noi oggi in visione direttamente dalla tribuna stampa dello stadio. Prima però di parlare con Enzo, andiamo un po' a riepilogare i risultati della prima giornata della Serie A, in attesa di Torino-Cagliari e Bologna-Milan, che si giocheranno domani. Dunque, giocate ieri a Frosinone, Napoli-Frosinone 3-1, a Empoli, Verona-Empoli 1-0, a Genova, Fiorentina-Genoa 4-1, Inter-Monza 2-0. Giocate oggi a Reggio Emilia, Atalanta batte Sassuolo 2-0, Roma-Salernitana 2-2 e poi un risultato clamoroso perché il Lecce ha battuto la Lazio per 2-1 e purtroppo il risultato negativo, Udinese 0, Juventus 3. Allora Enzo, eri allo stadio, ci vuoi raccontare un po' cosa hai visto dal vivo? Noi abbiamo letto le cronache, primo tempo di Marca Juventina, un po' come il gatto con il topo. Qualcuno dice 18 occasioni gol per l'Udinese contro 9 della Juventus, però la Juventus ha fatto 3 gol, l'Udinese ne ha fatti 0. Ecco, allora qui io penso che la società udinese stasera deve ripensare molto a questa squadra che praticamente ha fatto un allenamento di 90 minuti mentre la Juventus ha chiuso la partita in 23 minuti con 2 regali dell'Udinese veramente importanti, con uno svarione del numero 6 Zarraga, che poi è stato sostituito nel secondo tempo, e un rigore dubbio che il VAR non ha portato nessuna attenzione. Naturalmente l'incasso è stato forte, quasi 870.000 euro, questa è la vittoria della città udinese. Penso che Sottil dovrà lavorare molto in questa squadra che è senza idee, non ha saputo aggirare una Juventus che è già pronta per il campionato e che naturalmente stasera ha avuto un bonus molto importante da Udine con un 3-0 perentorio, che comunque non abbiamo visto un'ottima Juventus, ma già pronta per il campionato, molto pragmatica, molto chiara nei passaggi, essenziale. Udinese, certo. Si è registrata male, naturalmente ha avuto molti passaggi farraginosi, il centrocampo non c'è, l'attacco è evanescente, qualche tiro di Beto, qualche tiro anche del numero anche di Samaci, che nel secondo tempo ha fatto un po' la differenza si può chiamare. Forse l'unica nota è stata di Wallace, che era in qualsiasi parte del campo e che ha dato l'anima. Per il resto è un udinese da ripensare profondamente. Speriamo che con la Salernitana si riscatti, perché qui ci deve essere fatto un grande punto di domanda, in quanto o la società ritiene di rinforzarsi o altrimenti si continua a vendere anziché dare l'anima. Qui non c'è l'anima e quindi c'è un po' di preoccupazione. Qualcuno dice ma abbiamo sempre iniziato male, abbiamo finito bene, però i tifosi stasera sono andati a casa un po' di amarezza perché hanno visto l'Udinese che non ha ancora un gioco. Ecco, possiamo dire Enzo che dal commento che stai facendo tu ricorda vagamente il primo tempo di Udinese Catanzaro di Coppa Italia, dove l'Udinese ha subito le folate della squadra avversaria e poi nel secondo tempo, grazie anche alla, diciamo così, alla differenza di categoria, è riuscita poi a chiudere il match. Dunque contro la Juve invece sono riapparsi un po' i problemi che si sono visti l'anno scorso, no? Carenza di gioco, amnesie difensive. E insomma, come hai detto tu, c'è molto da lavorare. Tutto quello che è stato fatto d'estate, nel periodo estivo con le amichevoli, a questo punto conta meno di 0. Sappiamo che il calcio d'agosto, pallone mio, non ti conosco, viene da dire, no? Insomma, un udinese che, da quello che hai visto tu sul campo, potrà dare cattive indicazioni a tifosi e non appassionati. Ma io penso che i fantasmi del passato sono tornati, perché naturalmente non vediamo una squadra in palla, è ancora in allenamento, sta ancora pensando a se stessa. Naturalmente il mercato non è finito, questo può anche condizionare più di qualche giocatore che pare sia in uscita. Lo stesso Beto è in discussione. Stasera anche Silvestri ha fatto qualcosa che non va bene, in quanto ha fatto qualche scivolone. Insomma, la squadra è ancora in attesa di evoluzione. Anche Sottil si è visto in panchina molto tranquillo,
lo dava forse per scontato questo. Naturalmente abbiamo visto una Juventus che comunque è partita a 1000, tanto per rimarcare subito il territorio, per dire io sono tornata. Penso che l'Udinese dovrà correre subito ai ripari, perché è una squadra, dopo le vendite, è una squadra molto giovane, una squadra che ha sbagliato, per esempio il primo gol della Juventus è stato un regalo di Zarrega, che è un po' pressato, non è riuscito a dare la pressione giusta alla palla per fare un passaggio all'indietro, e qui naturalmente hanno approfittato subito i marchioni della Juventus. E il secondo gol che riguarda un po' il rigore, un po' anche dubbio questo rigore, ma sappiamo, qualcuno malignamente ha detto che al VAR c'era Mazzolini, che non è molto amato a Udine, ma anche lui non ama l'Udinese. Ma al di là di questo abbiamo visto che anche il terzo gol è stato perentorio, un Udinese che non c'era, insomma, ecco. E questo comunque Sì. abbiamo visto il pienone allo stadio che non si vedeva da anni, quindi quasi 25.000 spettatori. Naturalmente è stato un bel vedere, perché è chiaro, dopo la pandemia, dopo quello che abbiamo passato, è chiaro che la gente vuole tornare a vivere il calcio, e quindi anche il fenomeno, l'ambiente aiuta. Naturalmente come tifosi siamo sempre speranzosi che l'Udinese si metta subito in cesto, perché come dicevo prima, con la Salernitana non sarà una passeggiata. Certo. Senti, per concludere, come è stato accolto Samardžić? Ma è stato accolto con applausi. Io invece ho visto, per nota di cronaca, bisogna dire che l'arbitro è stato molto incerto, e anche, diciamo così, i guardalini non sono stati all'altezza della situazione. Probabilmente sono dei new entry, ma questo non giustifica per una partita di Serie A un'incertezza di questo tipo. Bene, grazie Enzo, buon rientro a casa, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. Termina qui questo appuntamento, il primo stagionale per quanto riguarda lo sport. Seguiremo tutte le partite interne come l'anno scorso dell'Udinese e le commenteremo a caldo al triplice fischio finale. Non resta che augurare a tutti voi, vista l'ora per chi ci guarda, la più cordiale buonanotte, Mandi, e alla prossima. Mandi, buonanotte.